400 militari supportati da un elicottero, dallo squadrone eliportato Cacciatori Sicilia e da unità cinofile. È scattata alle prime luci dell'alba l'operazione Montagna che di fatto ha disarticolato 16 famiglie mafiose operanti nella provincia di Agrigento. Un colpo durissimo, quello messo a segno dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, che su richiesta della DDA di Palermo ha eseguito 56 arresti, 44 in carcere, 8 ai domiciliari e 4 sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Altre 20 persone risultano indagate. Le accuse contestate sono associazione mafiosa, traffico di droga, truffa, estorsione e un'ipotesi di voto di scambio. La vasta operazione antimafia ha toccato i vertici dei mandamenti di Cosa Nostra, dalla città dei Templi a Sciacca da un lato e zona montana dall'altro, ma anche uomini d'onore delle province di Caltanissetta, Palermo, Enna, Ragusa e Catania. Una fotografia, quella consegnata oggi dalle forze dell'ordine, da cui emergono anche contatti tra i clan agrigentini e quelli calabresi. Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti, attraverso 2 anni di attività investigativa, è finito dunque il cosiddetto mandamento della montagna. Tra gli arrestati c'è Francesco Fragapane, 39 anni, di Santa Elisabetta. Coinvolto anche il sindaco di San Biagio Platani, Santino Sabella, rieletto nel 2014 e accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. L'operazione, secondo gli inquirenti, ha permesso di ricostruire e azzerare l'intera geografia mafiosa in provincia di Agrigento, individuando i capi e i gregari. Mafia agrigentina che, oltre alle collusioni con le pubbliche amministrazioni, avrebbe controllato capillarmente il territorio attraverso le estorsioni documentate dalle intercettazioni. Nel mirino delle cosche è finito anche un centro di accoglienza per migranti di Cammarata a cui sarebbe stato imposto il pizzo, ma non soltanto, investimenti anche sul mercato delle scommesse online e dei videopoker, luce anche sul traffico della droga.